in my fitted neck. I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. Benvenuti, siamo arrivati alla finalissima, sentite il calore di Palla Gourmet Pordenone, The Best Sandwich, finalissima, quasi tutti i 32 concorrenti sono qui presenti per questa ultima puntata. Palla Gourmet, centro esperienziale del gusto, come sempre ci troviamo nella sede di Pordenone, i 32 partecipanti, mi hanno già raggiunto i finalisti, ma andiamo subito a svelarvi alcune delle novità di questa finalissima. Intanto ci saranno dei giudici speciali, dei giudici esterni che arriveranno, speciali perché? Perché oltre al panino tipico che andremo a presentarvi per primi, con gli ingredienti base indicati dalla giuria, quest'oggi c'è il pan di sorca e il salame d'oca, ci sarà anche il panino speciale, il panino special che presenteremo appunto con due ospiti speciali, poi naturalmente sempre il panino creativo con il solo limite del food cost inferiore ai 3,50 €, totalmente preparato dai due finalisti. Allora, i finalisti li conoscete, sono Marco Toffolon del Via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento e Kevin Brugnolo del Tiki Taka di Monfalcone. Allora, Marco sarà il primo, poi Kevin naturalmente sarà subito pronto, una sfida tra San Vito al Tagliamento e Monfalcone, le sensazioni immagino siano di grande emozione per essere arrivati intanto fin qua, che credo sia già un bel successo. Sì, l'emozione è tanta perché non è che siamo abituati a essere sempre davanti a tanta gente che ci guarda e poi comunque sia sempre un esame che devi fare e perciò cerchi di farlo sempre al meglio. E come sempre siamo pronti e agguerriti, speriamo di riuscire a farvi sorprendere con i nostri panini, con le nostre cose. Io devo sempre ringraziare il mio staff che per me è fondamentale per poter essere qui, la famiglia chiaramente che ci mi sta da dietro. Per quanto riguarda il resto ce la giochiamo insomma. Il tuo portafortuna ce l'hai sempre qui, la tua cravatta con i tuoi bimbi, sì, vero? Sì, c'è sempre. Kevin non so che cosa avrà di portafortuna, ma sicuramente ha il tifo dalla sua tifo, parte. Sì. Sicuramente. E non siamo riusciti a venire tutti. Tutta Monfalcone non ci non stava tutti, qui non siamo effettivamente. riusciti, però siamo molto felici di essere qui. Per noi è un grande traguardo e daremo il massimo. La giuria è sempre stata precisa e puntuale in tutte le puntate, andiamo a presentarli: Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo, Pietro Luisio, panel leader di analisi sensoriale, Mariella Trimboli, giornalista enogastronomica, e lo chef Carlo Nappo. Le due persone che si scontrano oggi sono veramente due persone che hanno un grande talento e una grande passione, quindi sicuramente insomma vincerà il migliore, ma veramente, come abbiamo detto anche l'altra volta, ci sono state tante persone brave, però insomma poi bisogna comunque sceglierle, ma sarà sicuramente una gran finale. Mariella è molto emozionata come i concorrenti, quindi può solo dire vinca il migliore. È stata un'esperienza bellissima veramente, mi ha fatto crescere e ringrazio tutti quanti. Noi abbiamo visto in questa esperienza che ci sono tantissime eccellenze sul territorio, quindi non abbiamo avuto soltanto dei preparatori di panini, ma abbiamo avuto dei veri e propri ambasciatori del territorio, perché hanno saputo coniugare le eccellenze del territorio con la bravura nel creare dei panini che erano
all'altezza della situazione di questo contest e ci siamo arricchiti. Bene, passiamo la parola a Sergio Lucchetta, che si è arricchito anche di qualche chilo in più, vero? Sì, questo è il maggior arricchimento. Saremo anche oggi sempre seri come siamo stati, però vorrei dire una cosa ai concorrenti. Prima hanno parlato dell'esame. Io credo che i concorrenti debbano rendersi conto che l'esame ce l'hanno tutti i giorni con i loro clienti. È l'esame più importante, tutto il giorno col cliente. Quindi oggi devono mettersi in testa di essere davanti a dei clienti. In questo modo probabilmente riescono a lavorare bene. Quindi un augurio a loro di buon lavoro e vedremo alla fine cosa succede. Il primo panino tipico è quello presentato da Marco Toffolon del Via Vai Caffè di San Vito del Tagliamento. Vieni Marco, 10 minuti di tempo per preparare il panino tipico con gli ingredienti base, pan di sorca e il salame d'oca. Sì, è un pane un po' bello intenso come sapore e anche come consistenza. Gli altri ingredienti abbiamo un cavolo nero che è leggermente stufato, ha un sentore così in bocca un po' amarognolo, però dopo rilascia questo morbido che a me piaceva come contrasto. Ho voluto mettere delle lenticchie rosse perché i legumi a me principalmente li uso spesso perché, ripeto, i panini che faccio devono piacermi principalmente. Avendo un cestino di polenta creato e metterò la mia guarnizione che è sempre il pane di sorca tagliato a cubettini, lo spadellerò leggermente con un po' di burro chiarificato, dei chicchi di melograno. Ci racconti perché ti è piaciuto questo panino? Mi è piaciuto per la sua, come possiamo dire, naturalità, il suo sapore antico, ecco. Mi è piaciuto molto per quella motivazione lì. Qual è veramente il prodotto che hai utilizzato che mi aiuta? Insomma, io non vorrei avere in bocca questo pane e avere la bocca sempre completamente asciutta. Per me è la salsa melograno. Alla fine. Allora, l'abbinamento è molto buono, c'è solo un problema secondo me, che però lo dirò dopo, casomai alla fine, sì, che ha questo panino e che c'è solo un modo per riuscire a... però non lo dico perché poi magari lo sente e quindi non voglio avvantaggiare nessuno. E a livello di abbinamenti e di gusti è molto equilibrato, però il pane è molto forte e quindi bisogna fare qualcosa più che sull'ingrediente, sul pane. Il secondo panino tipico è quello proposto dall'altro finalista, è Kevin Brugnolo, Tiki Taka di Monfalcone. Buongiorno, io ho cercato di dare un equilibrio all'interno, più che altro cremosità, perché il pane è molto particolare, quindi serviva una punta di cremosità e ho scelto le verze e i porcini. Il pane, essendo molto dolce, cercherò di dare il contrasto con il pompelmo rosa, che metterò sia come succo e sia con la robbiola. Hai provato questo panino? L'hai assaggiato? Sì, prima. Cioè mezz'ora fa praticamente? Sì. No, ma perché non avevo trovato il pane. Ah, ok. Perché si sono soffermati sull'acidità del pane, che secondo me non ha bisogno. Abbiamo un pane che comunque ha una base dolce e acida, no? Perché comunque non è un pane, comunque ha un ripieno, anche ha della frutta dentro, che è una frutta comunque che poi viene fermentata, perché chiaramente poi fermenta. Quindi poi l'acidità secondo me è l'unica cosa che non avrei dato, no, al panino. Anzi, ha bisogno del salato.
l'abbinamento è molto buono anche questo, quindi ve la giocate oggi sul panino tipico, credo sugli abbinamenti, no? Perché sul pane l'unico accorgimento che andava fatto era andare a togliere quella che era la mollica e dare un po' meno importanza e lasciare un po' più di crosta. Allora, perché ce n'è tanta, vedi? L'hai già fatto tu qualche volta, quello di scavare, quello di togliere, sì, no? Lui sì. E infatti me l'aspettavo, perché io non ho detto niente prima, perché da te magari me lo sarei aspettato perché l'hai già fatto, no? Vi andremo a presentare 2 ospiti speciali. When I'm lying in my bed at night, I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. Abbiamo visto la preparazione dei 2 panini tipici, adesso i 2 finalisti sono usciti dalla sala show cooking perché è arrivato un momento davvero speciale, proprio come i panini che andremo a presentarvi adesso, e soprattutto vi andremo a presentare 2 ospiti speciali. Partiamo dal primo. Lui tiene alta la bandiera dell'enogastronomia italiana e friulana nel mondo, anche attraverso l'ideazione e l'organizzazione di eventi di primo ordine nel panorama enogastronomico nazionale. Giornalista, chef, Becker, Fabrizio Nonis. Ciao Alexis, buonasera a tutti. Chef Becker, macellaio, non chef, esatto. Però grazie del titolo e complimenti. So che insomma hai condotto una trasmissione straordinaria, complimenti ovviamente a Pala Gourmet, complimenti a tutti i concorrenti perché avete creato comunque qualcosa di importante che, come dico sempre, il panino è diventato ormai un po' come la carne, ecco, un ingrediente di tutto ordine, ha un grande valore, quindi andare a stimolare coloro che appartengono a questo territorio attraverso un panino per farlo valorizzare attraverso l'uso della miriade di prodotti che abbiamo è stato geniale. Allora, direttamente dal Gambero Rosso, Max Mariola, lui l'applauso. Grazie. Allora, il panino speciale. Il panino poi vabbè l'ho reso ancora più complicato perché ho frullato delle cose per non fargli capire proprio che cosa c'è dentro, quindi ho reso ancora più complicata la cosa. Allora, io vi spiego un po' il mio modo di fare. Allora, il pane lo scaldo, ma lo scaldo dalla parte esterna perché questo pane è buono e deve essere croccante dalla parte esterna. Poi casomai all'ultimo lo girerò e lo farò internamente anche per dare uniformità al tutto. Poi ho qui il fegato di maiale, io gli ho complicato molto la vita perché abbiamo messo altri ingredienti per non fargli capire quello che è, quindi ho messo un altro fegato di un altro animale, ho messo se voi avete bene in mente il gusto dell'anatra, del petto d'anatra, se è troppo cotto ha sempre quel gusto ferroso come il petto di piccione, quindi quando ho superato quella cottura, quello stato di cottura è ancora più ferroso, quindi ho fatto tutti elementi per ingannarli. Ho messo le cipolle, ma le cipolle in questo caso col maiale che serve? La mela ci sta benissimo, quindi ho fatto una mela stufata con la cipolla, un pochino di zucchero e poi con la mela che proprio diciamo è fantastica col maiale, un ottimo abbinamento. Adesso vi spiego un po' le cose. Ho tagliato finemente, più sottile possibile, il fegato di maiale. Noi questo qui lo mangiamo anche voi, penso, con la retina e con la foglia d'alloro, è fantastico, la morte sui fegatelli di maiale sono fantastici. Poi ho qui dei funghi che metterò anche un po' di funghi all'interno e è un formaggio che è vostro, ecco qua, il Montasio. Allora, quindi funghi già tagliati, metto anche qui un po' di profumo, in questo caso l'aglio appena schiacciato. I funghi in questo caso proprio li faccio velocemente, aglio schiacciato, un po' di olio. Lui lo può schiacciare, visto Alexis? No? Lui sì, Lui riesce a schiacciarlo anche col braccio. Schiacciandolo mantiene questo fisico, no? Faccio solo schiaccio l'aglio, schiaccio. Allora, il panino è una cosa divertente che poi avete visto anche oggi i ragazzi. Oggi i ragazzi hanno fatto i concorrenti hanno fatto dei panini
interessanti. Perché sono interessanti? Perché hanno messo su delle cose che voi avete richiesto di utilizzare, ok, come il pane, così se la tradizione, hanno fatto all'interno, hanno giocato molto su ingredienti impensabili fino a poco tempo fa da mettere all'interno del panino, quindi si è sviluppato un movimento di rivalutazione del panino che prima non esisteva. Prima il panino veramente era la cosa più triste che ti poteva capitare di mangiare, oltre ai classici tradizionali che erano quelli buoni che si mangiavano durante le feste di paese, poi il resto era veramente molto triste. Osservavo il viso dell'Alexis intanto che mettevi sul fegato e si intuiva che lei adora il fegato. Se vuoi farle assaggiare una fettina credo che sia contentissima. Ma allora, sono a dieta. Allora, io sono dell'idea che questi prodotti non si può dire no, non mi piace fino a che non l'assaggi, sì, perché tutte quante le cose, se non le assaggi e soprattutto se non le assaggi fresche, perché se no sono prodotti che si devono assaggiare freschi, perché se tu metti il naso così quando una cosa è fresca non senti niente. Guarda, senti, non ha nessun odore. Allora non ha nessun odore, quindi si fanno cattive esperienze dal momento in cui tu prendi una cosa che non è buona già dalla base. Quindi tante volte dicono a me le acciughe no, non mi piacciono, sono amare. Hai mangiato un'acciuga vecchia, se mangi un'acciuga fresca è dolce, è gustosa, è saporita, anzi poi dici me ne dai un'altra, specialmente quelle fritte o quelle là fatte marinate con l'aceto o il limone. Allora, quindi funghi saltati velocemente, io li lascio quasi crudi, quindi qui ci deve essere un po' allora tocco, che cosa? Tocco la consistenza, quindi quando vado così a sentire col dito, che faccio? Sento quanto mi respinge la carne il mio dito, più va a fondo e più la carne è morbida. Max ha lasciato la pellicola esterna, che è quella che tiene questo tessuto connettivo esterno per tenere, diciamo, tutta la consistenza compatta, altrimenti si andrebbe a sfrivolare un po'. Questo ne avevamo parlato anche prima di iniziare la cottura. Poi ho fatto una rivisitazione a modo mio del fegato alla veneziana, insomma, no? Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto questa crema di cipolle dove, ti dicevo, l'ho fatta ben stufare, vedi anche dal colore, no? Della cipolla, la scaldo un pochettino perché dentro al panino rigiro il pane. E bravo, poi molto subito bravo, sì, molto bravo. batto un po' pochissimo prezzemolo da aggiungere ai funghi. Taglio sottile il formaggio perché sennò troppo spesso poi avrebbe dei problemi anche di consistenza, che poi dopo qua il gioco è unire dei prodotti, però dargli a tutti quanti una loro personalità, una loro, diciamo, vita, senza che poi uno prevale sull'altro. Cipolla così. Allora vai proprio a quasi a poco così, proprio come se fosse una maionese. Perché allora che succede nei panini? Nei panini serve, per me, un qualcosa che ammorbidisce, ok? Quindi una crema, un qualcosa di cremoso. Poi sicuramente serve una proteina, come dico sempre. Il pane è buono, perché sennò non se ne fa niente. E sicuramente quello che serve pure è poi dopo una verdura che ormai, diciamo, deve far parte della nostra alimentazione. Le verdure, le fibre ormai devono entrare per forza nella nostra alimentazione. Poi vado con il fegato. Guarda a me. Poi Max, permetti che magari un pezzettino lo lasci indietro, che lo assaggio. Per lei? Sia per me che per Alexis, insomma, se dai. proprio lo assaggiamo. Senti, ma prepari anche il pane dei tuoi panini solitamente? No, io non sono un panificatore. I panificatori sono persone che hanno molta pazienza. E tu non ne hai? E sono molto disciplinati. Io non lo sono. Perché devono osservare delle regole rigide che sono dettate dai tempi, il tempo proprio in fatto meteo, perché influisce moltissimo anche il meteo, e come tutte quante le cose in cucina influisce anche lo stato d'animo. Quindi una persona come frettolosa, sempre agitata, col pane non va d'accordo, col lievito non va d'accordo. Più che altro. Ok.
panino special, vediamo quale sarà il concorrente che si avvicina di più al tuo panino. Certo, perché poi ci saranno un po' di confusione. Ci sarà un po' di confusione perché tra poco entreranno e proporremo degli ingredienti dentro 2 contenitori. Sì. E dopo aver assaggiato il tuo panino dovranno capire quali sono gli ingredienti da utilizzare. Perfetto. Benvenga loro special. Special Max. Aspettiamo. Special Alexis, benvenga. Kevin e Marco arrivano. Adesso sarete voi ad assaggiare un panino speciale. Kevin l'ha già preso, ti avviso. Puoi annusarlo tranquillamente, dai un morso, lo assaggi, senza metterci il naso troppo dentro. Beh, vedi tu, insomma, non è elegantissimo. Kevin è un po'... Kevin sta indagando. Sembra quasi, sai, un soldato con gli infrarossi che sta cercando... Cuore. E Kevin lo apre, sta attento. Kevin lo sta aprendo. Ah, però per assaggiare, giusto? Kevin singolo. lo apre per assaggiare alcuni ingredienti. Però parla poco, Kevin. C'è un po' che occupata. Te invece soddisfatto? Simpatico, sì. L'hai toccato? Sì, ho toccato. Io sono Max, E io sono Marco. Allora, qui oltre ai panini speciali ci sono 2 ospiti speciali che sono Fabrizio Nonis e Max Mariola, che tra poco vedrete. Liberi sbendati, siamo sempre noi, li conoscete, Max e Fabrizio. Ciao Kevin. Dopo aver assaggiato il panino naturalmente dovete scegliere degli ingredienti. 3, 2, 1, via col tempo, 1 minuto per scegliere gli ingredienti del panino special. Quattro, 3, 2, 1, stop col tempo. Una cosa che pensavo che era proprio palese, facile da riconoscere. Non l'hanno beccata. Sì, è un grande classico. Cioè, delle cose complicate le hanno prese, la cosa più semplice in assoluto non l'hanno presa. Però anche probabilmente perché tu l'hai mascherata nel senso con grande l'ho maestria. fatta zozza. Sei stato veramente E allora, camaleontico Iron Man, grande. L'ingrediente che avete scelto cotto è stato cotto perché ci voleva troppo tempo nel tempo che avete per preparare il panino, quindi vi abbiamo agevolato, anzi Max vi ha agevolato nella cottura dell'ingrediente. Anzi, l'ho resa più facile perché da cotto sicuramente è più facile riconoscere quell'ingrediente certo, che da crudo. Che non da crudo, assolutamente. Era d'accordissimo. Con un totale di 292 punti si classifica. Allora Fabrizio, però guarda che Marco è in tensione, quindi dobbiamo lanciare 10 minuti. Vai. E partiamo con la preparazione. Marco può fare una domanda sola a Max. Vai con i 10 minuti. Vado. Io ho individuato questi piccoli pezzi di fungo, mi sembrava fungo, come poteva essere una trippa, come poteva essere un fegato. Poi ho sentito la vena del grasso del fegato e ho detto ma c'è qualcosa che mi richiama il fegato, l'ho richiamato anche la salvia, perché sentivo un po' la salvia, non so se era spadellata oppure, sai, lo sento in bocca e dice ci sarà dentro, allora devo prenderla. E poi ho sentito, ma proprio così, da lontano, questa specie di formaggio, mi ricordava il pecorino, non so se questo qua è un pecorino, ma penso quasi ci siamo, però un bel gusto. Il primo bocconcino che ho sentito ho detto, caspita, mi ha ricordato l'ampredotto, il panino con la trippa. Ho detto, poi ho assaggiato un altro pezzettino, ho detto no, qua non è la stessa cosa. E ho riscoperto il gusto del fegato. Invece questo formaggio cosa ti sembra? Questo qua è bello, anche questo è bello forte, però ripeto, vederlo così a profumo rispetto al montaggio che avevamo noi non lo riconoscevo. Ho capito. Non l'ho riconosciuto. Comunque ha un buon naso. Esatto. Te credo, ci ha messo il naso dentro. Non potendo vedere.
Voi due valuterete. Era più buono il tuo. Mi manca il grasso, mi manca qualcosa che chiaramente c'è una pizza. Gli manca una nota di dolce o no? Quando gli diremo tutta la verità, quello che c'era, cose che lui ha mangiato sempre e spesso ha mangiato, dirà ma come mai non ci sono riuscito? Perché siamo stati cattivi, dai, lo devo ammettere, siamo stati cattivi. Diverso ma buono da quello che ho fatto io, non è veramente, buono. Io Max gli ho dato 2 morsi per sentire. Mancano delle componenti, non erano facili, però è assolutamente gradevole e piacevole. Quindi Grazie. Bravo. Grazie. Adesso vedremo Kevin. Quindi partiamo con il tempo, 10 minuti. Kevin, puoi andare. Questo è stato cucinato in pentola o in piastra? Ho sentito una carne particolare. Secondo te che carne? Penso che sia fegato. Però non so se probabilmente perché non sono un amante dell'interiore. Io ho scelto i funghi, il formaggio che l'ho sentito, la carne che spero che sia questa, il pane, e dopo ho preso il basilico, ma probabilmente neanche non c'era. E perché hai scelto quella erba aromatica? Perché non so. Perché a me piace il basilico, ho detto prendo il basilico. Ma lo sai che c'erano 7 ingredienti escluso il pane dentro il panino? Sì, sicuramente, ma non ci ho capito tanto allora, diciamo. Sì. Kevin com'è? Forte. Lui Manca un dice po' di... Cioè comunque probabilmente c'era anche una salsa dentro che hai fatto tu. Dopo non ho capito che salsa c'era, ma adesso riassaggiandolo ho capito. Cioè, manca un po' di umidità, ecco. E sicuramente manca un po' di qualcosa che ammorbidiva il fegato. In qualche modo, invece così, c'era la cipolla. Questo qua, quello lì mio forse riusciva a mangiarlo, anche se c'era il fegato. Questo qui, no. Per uno che non piace il fegato, non te lo mangi. Non te lo mangi. Se permetti, questo è proprio sbilanciato. È sbilanciato, nel senso che sbilanciato perché è difficile da però insomma 2 o 3 cose le indovinate però. Per non compromettere anche comunque il grande lavoro della giuria che ha seguito tutto questo percorso, Alexis, e per non compromettere anche quello che può essere un esito così dirompente o comunque staccato del risultato, abbiamo deciso di premiare leggermente di più Marco, che comunque il suo panino lo avremmo mangiato fino in fondo, mentre il tuo non era buonissimo, ma non era neanche cattivissimo, però era un po' più difficile da mangiare, quindi il giudizio è di aver dato 17 punti a Marco e 13 a Kevin. Non è nulla di compromesso, no Sergio? Possiamo dirlo, c'è un punto di differenza, quindi ve lo giocate sul panino creativo. Siamo pronti per conoscere i panini creativi della finalissima. Partiamo da Marco Toffoloni. Buonasera. Il caffè di Savito al tagliamento. Vieni Marco. L'ingrediente principale è pronto uno spada, pescato nelle nostre coste, fresco, abbattuto anche lì in barca e viene fatto tipo una rosa. Ho fatto una rosa di spada, leggermente con un po' di sale, un po' di pepe, leggero e un filo di olio. Qui ho voluto anche lì aggiungere dei frutti di stagione e ho voluto farlo col caco. Questa volta ho voluto farlo col caco in abbinamento col finocchio e con la carambola che praticamente mi dava un'acidità. Queste qua invece sono delle barchette di brisée con dentro una crema di cachi. Lui è molto coraggioso perché sta giocando con degli elementi che sono difficili da gestire. Walk by.
Allora, devo dire bravo perché ha giocato con degli ingredienti difficili da gestire e lui ci è riuscito. Quello che gli manca, quello che ancora non ha fatto il panino, l'altro concorrente, quindi non posso dirlo. Quello che gli manca che la voglia di mangiarne un altro. Qua predomina quella che è la componente dolce in questo panino ed effettivamente la componente salata è quella componente che ti aumenta la salivazione e quindi l'effetto sorpresa. E secondo me manca una gelatina di soia. Ah, ecco. Salsa, bravo. Una gelatina di soia fine sopra lì. Bello, sì. E ne mangiavi 2. Il prossimo panino creativo è l'ultimo di questa edizione di The Best Sandwich che andiamo a preparare ed è quello di Kevin Brugnolo in tiki-taka di Monfalcone. Io ho cotto questa coppa di maiale, prima l'ho fatta marinare per una notte con spezie miste, ho usato pepe, 2 pepi, ho usato paprika dolce, ho usato senape, ho usato zucchero di canna e dopo l'ho infornato statico per circa 11 ore. Come salsa base ho usato una maionese con senape antica, cioè non macinata, e ho messo delle erbe aromatiche di campo. Ho messo timo, maggiorana, rosmarino. Allora, dimmi di sì. Kevin, dimmi di sì. Come sì? Di sì, dai, sì. Su a Carlo. La maionese? La maionese? Sì, chiaro, sì, l'ho fatta io. Sì. È riuscito a alleggerire un piatto che è estremamente pesante, perché chi ha mangiato il pulled pork, quando mangi questa roba veramente poi ci vuole veramente, ti fai una passeggiata da qui, non so, sulle Alpi, sulla Carnia. La cosa negativa, questa è la lode, la cosa negativa, avevo un'aspettativa maggiore di quella che poi realmente è stato il morso, quello che ho mangiato. Ho dato 2 morsi. Nel primo ho beccato la parte affumicata, quella della carne, quella della grande passione carnale, quindi anche un po', come ha detto lui, bella pesante. Nel secondo ho beccato qualcosa all'arancio caramellato, ecco, ed era più dolce, ecco, forse, nel senso, mi aspettavo di beccarli un po' nell'insieme, forse erano un po' poco amalgamati. L'attenzione che devi avere mettendo gli ingredienti, come diceva Fabrizio, no? È fondamentale, perché se io assaggio il panino nell'angolo giusto ha un voto, se lo assaggio nell'angolo sbagliato te ne do un altro, ed è un peccato, È il momento del contest nel contest, grazie alla banca Friuloves Bank, il sostegno di questa iniziativa che ha avuto grande successo attraverso la loro pagina Facebook, Friuloves Magazine. Chiamiamo per la finale, oltre a Marcus Maurmar, anche il presidente di Friuloves Bank, Lino Mian. Il risultato è stato sul filo di lana, cosa che non ci aspettavamo, perché 2 concorrenti su tutti si sono staccati con 1105 voti. È arrivato via vai di Toffolon Marco e ha stravinto invece il concorso Giancarlo Iurlaro, che inviterei qui, con della birreria Dolomiti, che si porta a casa il premio. Un bellissimo progetto che ha permesso agli operatori di avere una vetrina, di avere uno spazio. Lo doveva fare una banca come la nostra, noi siamo una banca cooperativa, il 40% dei nostri impieghi sono nell'agroalimentare e in agricoltura, e quindi chi poteva farlo se non noi? Chi è il vincitore
del contest The Best Sandwich. Tra pochissimo lo scopriremo. Andiamo a chiamare i due finalisti: Marco Toffolon, Via Vai Caffè, San Vito al Tagliamento, Kevin Brugnolo, Tiki Taka, Monfalcone. Facciamo entrare anche il titolare di Palla Gourmet, Emanuele De Biasio, assieme a Raffaella Lenarduzzi. Saranno loro a premiarvi con un applauso. Complimenti davvero. Tra poco scopriremo il vincitore. Sergio, che presiede la giuria, voleva dire qualcosa in chiusura. Vorremmo ringraziare Palla Gourmet per l'ospitalità e l'occasione che ci ha dato, con Emanuele Di Biasio, Raffaella, con la quale abbiamo iniziato a lavorare qualche mese fa ancora per la preparazione di questo contest. Però prima di tutto bisogna ringraziare i partecipanti sono stati fondamentali. E i ringraziamenti devo farli io, perché sinceramente non pensavo, diciamo, avevamo, questo posso dire, Raffaella, che comunque era sul pezzo fin dall'inizio, è stata sempre sul pezzo, le cose sono venute fuori benissimo anche con Simone. E per noi è stato veramente bello vedere così tante persone appassionate e soprattutto valorizzando quella che è la nostra cucina, il nostro territorio. Palla Gourmet è stato fatto per questo e penso che abbiamo colto nel segno veramente tanto. Ovviamente grazie anche a voi, i giudici e tutti fondamentalmente, quindi grazie a tutti veramente. Abracadabra. È difficilissima. Non hai proprio un'idea? È difficile, molto. Scusa, prima di aprire, è contemplata l'ex equo? No. Ah no, Max, non si può. Non si può. Non si Uno deve vincere, vedi? Pronti, vediamo. Era un pari. Allora, io devo dare il punteggio, però, attenzione. Con un totale di 292 punti si classifica al secondo posto E dai. Kevin Brugnolo del Tiki Taka di Monfalcone. Primo in classifica Marco Toffolon, 326 punti di San Vito al Tagliamento, Via Vai Caffè. È una situazione bellissima, comunque è un traguardo, come diceva anche un mio carissimo amico, di fa: Marco, non importa se tu vinci o perdi, hai messo il massimo, ok, hai già vinto. E questo per me è una grande cosa. Grazie a Palla Gourmet, davvero. Grazie a tutti, grazie veramente. Grazie a Fabrizio e Max, un piacere averti conosciuto davvero. E allora noi ci vediamo per la seconda edizione The Best Sandwich. Grazie davvero a Palla Gourmet per aver creduto in noi. Grazie mille e alla prossima. Nothing ever seems to turn out right.